Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Continuano le indagini da parte dei carabinieri del ROS per risalire a chi ha favorito la latitanza lunga 30 anni del boss stragista Messina Denaro. I militari stanno perquisendo a Bagheria le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del super latitante, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati in passato per aver favorito la latitanza del capomafia. Una sequenza esplosiva di intensità maggiore a quella ordinaria dell'area craterica centro-meridionale dello Stromboli è stata registrata poco dopo le 10 di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. Il fenomeno ha provocato il lancio di materiale piroclastico a diverse centinaia di metri di altezza, la cui ricaduta ha interessato la terrazza craterica e la parte alta della sciara del fuoco. L'esplosione ha inoltre prodotto una nube di cenere che i venti in quota hanno rapidamente disperso in direzione sud. Lo sport col Palermo. Brunori è stato l'assoluto protagonista della vittoria dei rosanero che sconfiggono l'Ascoli in terra marchigiana. Questa vittoria potrebbe cambiare gli obiettivi stagionali del Palermo, partito con la finalità di mantenere la categoria e che ora si trova agganciato nella zona play-off con una squadra in salute e consapevole del proprio valore e con un centroavanti al comando in coabitazione con Khedira della classifica dei capocannonieri con 13 reti. Aggiornamento sui dati Covid. Nella settimana dal 20 al 26 gennaio in Sicilia si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, meno 40,6% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale, i posti letto in area medica 13,6 e in terapia intensiva 3,5% occupati da pazienti Covid. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.